Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene nonostante il campo in pessime condizioni, ai limiti della praticabilità. Abbiamo creato 5-6 palle gol nette e purtroppo non siamo stati fortunati davanti. Poi nel secondo tempo ci siamo riorganizzati e comunque siamo stati più cinici sotto porta e una volta sbloccata la partita poi si è messa sul binario giusto e siamo stati bravi subito a chiuderla e a portare a casa questi 3 punti che per noi sono fondamentali. E ovviamente è a lui che dedichiamo questo importante risultato. Per noi, diciamo, Giorgio rappresenta un punto di riferimento lì davanti. Vedremo in settimana che cosa si è fatto. Sarà un risentimento al flessore, faremo gli opportuni accertamenti e poi agiremo di conseguenza. Gli auguriamo di rientrare al più presto anche perché per noi è fondamentale. Stamattina quando sono arrivato al campo il campo era proprio ai limiti della praticabilità, poi il lavoro di squadra da parte dello staff, lì voglio ringraziare il nostro magazziniere Mario che ha fatto tantissimo, si è messo da stamattina in campo per renderlo praticabile, poi la pioggia nel pomeriggio ci aveva messo un po' di apprensione, però poi alla fine era chiaro che si giocava e l'abbiamo interpretata bene e portato a casa, ripeto, questi 3 punti che per noi sono fondamentali. L'Aragona è un'ottima squadra, merita la classifica che ha degli ottimi giocatori, uno staff tecnico preparato che ovviamente sta portando questi risultati che ha. Noi in questo momento ci godiamo questo primo posto in concomitanza con loro. Guardiamo poco la classifica, di più le prestazioni. Noi stiamo facendo bene e lavoriamo in settimana per raggiungere questo tipo di risultati e poi alla fine faremo i conti. Noi puntiamo sempre a migliorarci e a regalare queste soddisfazioni ai nostri tifosi. Con il sistema di gioco del nostro mister spesso le mezzali e comunque i quinti vanno a gol, quindi questo per noi è un punto di forza perché laddove ci viene a mancare magari quel pizzico di fortuna nel terminale offensivo, abbiamo chi comunque la può risolvere, come hai detto bene, Daniele Mangiapane spesso sia sul calcio piazzato che anche sul colpo di testa come oggi riesce a gonfiare la rete e questo per noi rappresenta un punto di forza. Tutte le settimane diciamo, cerchiamo di preparare la partita nel migliore dei modi, andiamo a affrontare una squadra che oggi credo abbia vinto 4-1 fuori casa su un campo importante come quello dello Sport Palermo e quindi ovviamente massimo rispetto all'avversario, lo andremo a affrontare nel colpiglio giusto, consapevoli della nostra forza, sapendo che comunque andiamo a affrontare una signora squadra. Io te l'assicuro, il gol è mio, ma anche che segnava Luca, dico, l'importante era portare a casa i 3 punti. Al primo tempo abbiamo avuto non delle difficoltà, ma ci mancava solamente il gol. Poi al secondo tempo, appena abbiamo sbloccato la partita, è anche una cosa mentale nostra, appena andiamo in vantaggio ci sblocchiamo mentalmente, riusciamo a giocare meglio, a dare a ognuno il proprio meglio. È anche, diciamo, una mia dote. Segnare su punizione, rigore o di testa non ha assolutamente importanza. L'importante è portare avanti questa striscia di vittorie e portare avanti questo progetto che è ancora un po' lungo. Non è la prima volta che gioco da play, il mister mi ha chiesto certe volte di mettermi a disposizione magari quando c'è qualche squalificato oppure qualche infortunato, dico non mi creo problemi, è un ruolo che anche tempo fa facevo. L'importante è dare sempre il 100% e cercare di scendere sempre con la mentalità giusta. Difficoltà al primo tempo, però purtroppo non abbiamo segnato subito e queste partite, diciamo, se non le sblocchi viene poi difficile, soprattutto in questo campo che oggi era proprio ai limiti del giocare. Prossima settimana andiamo a Marineo e andiamo a giocarcela, non abbiamo paura di nessuno, non ci sentiamo superiori a tutti ma non ci sentiamo nemmeno inferiori, dobbiamo portare sempre rispetto a tutti e ogni partita scendere per portare sempre a casa 3 punti. Se poi non arrivano, l'importante è giocare sempre e dare il 100% per questa maglia. Ci avevo provato nel primo tempo già a calciare in porta, ma senza riuscirci, è finito 0-0. Nel secondo tempo col piglio giusto siamo buttati avanti e ho trovato il 2-0.
su magari un errore forse del portiere, ma è andata bene. E abbiamo avuto occasione con Stassi, con Marrone, con me stesso, ma è mancato il gol. Poi il campo non ci ha aiutato, che ha piovuto, non era nelle condizioni giuste e non abbiamo trovato il gol. Qua nella fascia destra dove c'era Licata era messo peggio, ma questi sono alibi per noi che puntiamo sempre a vincere e a portare 3 punti a casa. Ce la giocheremo ad armi pari e poi il cavallo buono si vede a lunga corsa, vediamo come va.